Mister, Lucca forse era un indizio, quella di oggi è una prova, la Torres almeno a livello di risultati è uscita dalla crisi recente di... Allora io vorrei dire una cosa, perché qua mi sa che si comincia... Forse qua non ci si rende conto di quello che stiamo facendo. 17ª vittoria, 7 vittorie consecutive, 3 vinti derby, 56 punti. 56 punti e ancora stiamo parlando di crisi, ma se qui bisogna apprezzare solo e goderci il campionato che stanno facendo questi ragazzi, perché è qualcosa di straordinario. E noi andiamo a cercare sempre sì, però si può fare molto meglio? Sì, ma si può fare pure molto peggio. Mister, forse questo è lo spirito che ha trasmesso dopo le No, ultime... no, perché qui mi sembra diventato tutto scontato. Qui mi sembra diventato tutto scontato. Che non si apprezza quello che stanno facendo i ragazzi. 17ª vittoria, 7 vittorie consecutive, 3 vinte derby, 56 punti. Noi riceviamo complimenti da tutta Italia per quello che stiamo facendo. Qui si va a cercare se, ma, però, crisi. Ma quale crisi di che? 56 punti, punto. Grande prestazione sotto tutti i punti di vista contro una grande squadra. Solo facendo una prestazione così si poteva vincere la partita. Quindi merito dei ragazzi che stanno facendo qualcosa di straordinario. Ecco, a proposito dei ragazzi, aveva un po' di emergenza oggi perché non c'era Zaccagni, non c'era Antonelli, non c'era Fabriani, Siniega ha risposto alla grandissima e ha avuto conferme anche di giocatori che magari avevano giocato. Sì, ma non avevo dubbi. Siniega si è fatto trovare pronto all'ultimo e ha dimostrato, oggi ha fatto una grande partita. Vogliamo parlare di Chester? Io parlo di quei giocatori che Zambataro. Quindi ragazzi, bisogna apprezzare e goderci il campionato per quello che stanno facendo questi ragazzi, perché è qualcosa di straordinario. Mister, guardando la prossima al Pontedera, non so che le condizioni di Fishnale cosa ha avuto. Ma ha avuto risentimento nel riscaldamento, quindi vediamo, speriamo non sia nulla di grave. E poi ci saranno i 3 squalificati di oggi della munizione. Vabbè, a 11 ci arriviamo, quindi vediamo. Diacchi, gara sporca, cattiva, era importante portarla a casa e alla fine lo avete fatto perché forse avete avuto più fame voi del Perugia. Sì, diciamo dopo il periodo un po' così che abbiamo passato, quello che ci siamo detti era insomma portare a casa punti, anche non essendo belli, però quello che contava era portare a casa i punti. Nelle ultime gare ci siamo riusciti con la cattiveria, con la fame, con la voglia comunque di lottare fino alla fine, e quindi quello che conta è portare a casa i punti e per il bel gioco insomma ci sarà tempo. Ecco, il mister è arrivato bello carico in conferenza stampa e ti chiedo quindi cosa vi siete detti dopo le sconfitte recenti prima di Lucca, cioè come avete provato a rimettere la nave in porto? No, quello che ci siamo detti è questo qua, cioè, comunque non dimentichiamo che questa squadra ha fatto con la vittoria di oggi 56 punti mi sembra, quindi stiamo facendo qualcosa di importante. Noi se vogliamo guardare quello che fa il Cesena ci perdiamo, cioè, il Cesena sta facendo qualcosa di straordinario, quindi non dobbiamo guardare quello che fa il Cesena, quello che ci siamo detti è appunto questo. Ci sta nell'arco di un campionato un periodo che non si è brillanti, cioè che tutte le cose, tutti gli episodi ti vanno a sfavore, quindi quello che era importante è non perdere la fiducia, non perdere la testa e continuare a fare quello che sappiamo fare. 56 punti non si fanno per caso, quindi bisogna fare complimenti a questo gruppo che sta facendo qualcosa di secondo me straordinario. Ecco, a livello personale ti chiedo come stai, proprio a livello atletico, perché poi resti sempre l'uomo decisivo per la Torres, perché se togliamo i tuoi punti, è vero che non hai fatto tantissimi gol quest'anno, però sono stati quasi tutti da punti, però a livello atletico come ti senti? No, sto bene, ovvio che ho avuto un infortunio abbastanza importante, abbastanza delicato, quindi ci è voluto un po' di tempo per tornare in condizione, però sto bene, nelle ultime settimane, diciamo da quando è iniziato il girone di ritorno mi sto allenando con regolarità, sto bene e poi è normale che vorrei giocare di più, ma in un gruppo forte come il nostro magari ci stanno dei periodi dove giochi un po' meno, l'importante è farsi trovare sempre pronti e spero di essere riuscito, insomma.
Contro il Perugia, dopo 2 sconfitte in casa, da cui arrivavate prima di Lucca, con la Carrarese che stava pareggiando, era un rigore molto pesante. Hai pensato qualcosa prima di calciarlo oppure sei riuscito a isolarti totalmente? No, assolutamente. Quello che succede fuori dal campo non lo sappiamo. Quello a cui pensiamo tutti quando siamo in campo è quello che succede nel rettangolo in quel momento. Quindi sapevo che quel rigore aveva un peso abbastanza importante. Quindi me la sono sentita, l'ho presa come in altre volte in passato e sono felice di aver fatto gol. Siniega, era una gara in cui serviva mandare un messaggio che la Torres potesse tornare la vera Torres, ci siete riusciti con una vittoria importantissima. Sì, ci siamo riusciti, avevamo un po' perso la nostra strada, però nessuno ci ha tolto quello che abbiamo fatto nel girone d'andata e l'abbiamo ritrovata nonostante qualche assenza. Abbiamo fatto una grande prova e siamo felicissimi. Ecco, a livello personale le tante assenze oggi ti hanno permesso di ripartire da titolare, non era facile anche vista la forza dell'avversario, invece di attenzione sei riuscito a mettere dentro una gran prestazione. Sì, nel calcio bisogna saper sfruttare le occasioni, io sono a disposizione della squadra come ho sempre detto e penso di aver fatto bene, sono contento. Ecco, invece a livello proprio di proseguo, no? Il mister da qualche settimana ha iniziato a fare anche dei cambi importanti, ha un po' rimodulato modulo, scelte. Come l'avete vissuta questa? Perché avevate trovato una certa stabilità con un gruppo di giocatori, però tutti non avete mai dato una parola fuori posto. Come l'avete vissuta? No, certo, infatti questa è la prova che la squadra è molto unita, nonostante chi gioca di più, chi gioca di meno, però ci alleniamo sempre tutti al massimo, siamo sempre tutti disponibili ogni volta che siamo chiamati in causa, diciamo. Ecco, le sconfitte prima di Lucca, specie magari quella di Carrara, potevano far sorgere anche dei dubbi, no? Che qualcosa di quello fatto nel girone d'andata magari fosse arrivato, non dico per caso, però perché avevate overperformato rispetto ad altre partite. Invece oggi avete dimostrato che la Torres è meritatamente seconda davanti alle altre squadre. No, capita di fare passi falsi, una partita persa 5-1, nel mio modo di vedere le cose non toglie quanto abbiamo fatto nel girone d'andata. Sicuramente ti destabilizza un po', però siamo stati molto bravi, nonostante anche altre 2 sconfitte, a ritrovare noi stessi. Ecco, hai Antonio Lidda e Dametto, una domanda che magari ti avranno anche già fatto i colleghi, giocando meno però adesso trovando anche il tuo spazio, da chi o cosa stai rubando qualcosa? No, diciamo che questa cosa l'avevo già detta con lo staff, diciamo. Sono tutti e 3 dei giocatori molto forti, esperti e mi piace prendere qualcosa da tutti. Ci avete provato, il Pineto però è stato solido quest'oggi, era veramente dura riportare punti da questo campo. Sì, era dura, però secondo me era fattibile, non è stata una partita... Sembrerò un pazzo adesso se dico che abbia fatto una partita comunque in crescita rispetto alle ultime, solo che nel calcio la prima cosa da fare quando si perde è non dire mai che si è fatto bene. Allora non dico che abbiamo fatto bene, perché abbiamo fatto qualche errore che ci è costato un po', però nel volume della partita, nel come si è sviluppata la partita, anche il primo tempo comunque tatticamente secondo me siamo stati sempre giusti. Abbiamo concesso poco, abbiamo avuto la palla di Bianchimano il primo tempo che si è girato bene e ha sbucciato. Temevo un po' la profondità diretta perché comunque se ci alzavamo un po' troppo a caso, magari avendo preso un gol così rischiavamo di disunirci e secondo me il Pineto negli spazi poi è una squadra che ha grandissima gamba e qualità davanti. Invece secondo me abbiamo continuato a fare una partita, io dico giusta, per quella che è il nostro percorso. Però secondo me siamo cresciuti perché più che altro è calato il Pineto, cioè è calato dal punto di vista proprio fisico, si è abbassato, ha fatto densità, lo sapevamo che loro hanno questa capacità comunque di difendersi di squadra, no? È chiaro che avanti 1-0 in quella maniera aiuta un po', perché so come sono queste stagioni e quando diciamo con poco sforzo riesce a portare a casa il massimo vuol dire che è una stagione da tenersi stretta, parlo per il Pineto ovviamente. Però ciononostante insomma abbiamo avuto
la palla di Nanni dopo il secondo tempo, 3-4 corner, adesso non so il numero preciso, ma in quel momento lì mi ha dato la sensazione che veramente bastava poco per trovare un punto che secondo me ci stava, non voglio dire di più, però non l'abbiamo trovato, quindi dobbiamo avere la capacità di leggere il positivo dentro a una sconfitta. Non è facile, non bisogna neanche pensare di aver fatto bene, perché non si è fatto bene, però ho visto una squadra comunque ancora molto quadrata. Rispetto alla partita con l'Entella abbiamo creato di più, quella è finita 1-1 e oggi abbiamo perso 1-0. Resta il fatto che facciamo fatica a far gol, e questo è abbastanza evidente e mi sembra un tema un po' ricorrente, no? Quest'anno, però dentro alla partita bisogna andare a cercare anche dei segnali, e qualche segnale positivo c'è stato. Ho visto un'ottima partita di Cavuoti, ho visto un Catania entrare molto bene, abbiamo fatto una partita dando il nostro massimo. Oggi non ha portato punti, però riuscire a trovare continuità anche quando purtroppo non puoi far sempre risultato pieno è importante. Io oggi qualcosina ho visto. A proposito, magari cambierebbe qualcosa se riavvolgere il nastro? No, sinceramente no, nel senso che infatti abbiamo portato avanti la partita che avevamo preparato fino alla fine, non abbiamo neanche rotto tanto la partita noi, perché non mi dava l'idea che l'arrembaggio, diciamo così, andasse cercato in quella maniera, perché comunque poi eravamo contro una squadra che, ripeto, appena che ti rompevi un po' ti poteva veramente chiudere la partita. Non sono convinto che, tornassi indietro non cambierei tanto, certo che poi in campo le situazioni le vivono i ragazzi, magari loro se tornassero indietro qualcosa di individuale lo vivrebbero in maniera diversa, però io ho visto questa squadra questa è la quinta partita, l'ho vista sia a Carrara sia ad Ancona, scoraggiata, disunita, non riuscire a distendersi quando attaccava, e l'ho vista anche subire situazioni molto più nette. Nelle ultime 2 partite secondo me questo non è successo, e quindi noi dobbiamo continuare questa cosa. Dopo dove ci porterà non lo so, perché comunque il punto di partenza era ed è tanto in ritardo, però le stagioni si giocano tutte, e qualche segnale oggi secondo me anche c'è stato. Sì, perché poi le giornate sono sempre di meno. Sì, lo sappiamo, però Qualcosa in fase offensiva. Sicuro, però ripeto, adesso vedremo bene le immagini, ma sicuramente di queste 5 partite è quella che siamo andati più alla conclusione, e quindi che questo sia sufficiente sicuramente no, che però sia stato comunque un passettino avanti sicuramente sì. Lo so, ripeto, passo per pazzo, però io devo guardare il lavoro che stanno facendo i ragazzi e come stanno crescendo, e qualcosina hanno fatto anche oggi, poco, perché se guardiamo la classifica e guardiamo quello che noi vorremmo prima della gara, per ottenerlo serve qualcosa di più e di diverso, e quindi dobbiamo lavorare e crescere ancora. Il fischio iniziale che arriva in questo momento, dunque iniziata Costa Orientale Sarda Ostiamare con l'ex giocatore tra le altre della Nuorese, ancora a terra Bernardini, l'imbucata di Icardi, la posizione regolare e il gol del vantaggio dell'Ostiamare, scusate, con il gol di Federico Barlafante, l'imbucata di Icardi, dunque al 7° minuto cambia il parziale Isarranas. 11:30, scarsi più recupero al rientro temporaneo negli spogliatoi De Montis dalla bandierina, palla che rimane dalle parti di Bonu e ha pareggiato il Costa Orientale Sarda sugli sviluppi del calcio d'angolo. La palla è rimasta nella disponibilità di Federico Bonu, che con il sinistro da attaccante consumato quale non è
trova il gol del pari. Finta contro Pirelli, la sovrapposizione di Maura, si chiude il triangolo, Barlafante nell'area di rigore, va a piazzarla e a trovare uno splendido sinistro al giro, doppietta di Barlafante, 41esimo. Morlupo sceglie, o meglio sceglierà di andare profondo. Arrivano ora i due fischi di Davide Mattina di Palermo che manda negli spogliatoi Costa Orientale Sarda e Ostiamare. Nel corso di questo secondo tempo attaccherà da sinistra verso destra rispetto al nostro e vostro punto di osservazione, farà logicamente il contrario il Costa con il suo completo interamente bianco. È arrivato il primo fischio di Davide Mattina che dunque dà il via alla ripresa di ci sono 7 giocatori dell'Ostiamare perfettamente allineati. Piredda, De Montis, palla sul secondo palo che va con la punizione vincente di Andrea De Montis, quinto gol in campionato per il centrocampista con la maglia numero 8, dunque torna nuovamente in equilibrio il risultato allo stadio Isarranas. Buono, cambia sulla sinistra, arriva la sovrapposizione di De Crescenzo che calcia in porta, palla con il tacco riesce a far passare bene per Barlafante, area di rigore, ancora Barlafante, pallone all'indietro per Simonelli, la sponda di petto di Aloia, poi il calcio profondo di Ladu a cercare la velocità di Nurchi che commette fallo, anzi no, Nurchi, area di rigore, destro, Morlupo, dentro Gallo, Nurchi, Cogotti, Bono, Aloia, Ladu, al limite Sulis e Scarafoni. Palla dentro, Aloia arriva prima di Morlupo ma il colpo di testa è alto. Altra rimessa laterale, 20 secondi, Pasqualoni, De Crescenzo, fischia 3 volte Davide Mattina di Palermo, è finita a Tertenia pari e patta tra Costa Orientale Sarda e Ostiamare, 2-2 al termine di Costa Orientale Sarda Ostiamare in compagnia di Mister Loi. Mister, parità strana, prendete 2 gol in 2 tiri nel primo tempo, per assurdo controllate meglio il secondo, rischiate di più. Le chiedo se è d'accordo con questa analisi anzitutto e se è soddisfatto del risultato. La partita era una partita difficile contro una squadra molto forte, perché l'Ostia è una squadra costruita per fare un campionato di altissima classifica, perché i giocatori che ha sono giocatori che hanno fatto il professionismo a livelli importanti per la maggior parte. Siamo partiti molto bene, abbiamo creato 2 o 3 situazioni su palla inattiva dove per un soffio non abbiamo fatto gol, poi su un mancato fallo fischiato a centrocampo abbiamo preso una ripartenza, il gol dell'1-0. Mi è piaciuto che la squadra è stata tranquilla, ha rimesso in piedi la partita, più che meritatamente secondo me il primo tempo. Forse non abbiamo usato un pelino di più il primo tempo quando l'inerzia comunque stava avvolgendo dalla nostra parte. Il secondo tempo è partito male perché abbiamo preso un gol su una schema di punizione laterale loro che avevamo provato in allenamento tutte le cose che avremmo dovuto fare per evitarlo. Purtroppo siamo stati un po' disattenti, lui è stato molto bravo a mettere la palla sotto l'incrocio, però poi c'è stata una reazione importante, un Eurogol anche da parte nostra. Peccato perché poi abbiamo avuto la situazione con Nurchi di un rigore in movimento a 5 minuti alla fine, quello poteva assolutamente chiudere la partita, però rimane una prestazione importante, rimane una prestazione fatta seguendo i nostri principi, rimane un esordio di un 2008 in porta che ha fatto una grandissima partita con grande personalità e questa è la nostra strada. Conservate il quinto posto, a questo punto del campionato Mister Loi guarda verso l'alto o verso il basso? No, guardiamo sempre verso il basso fino a quando non avremo raggiunto quella quota che ci garantirà la serenità assoluta e permanenza sicura in categoria, perché come abbiamo visto oggi le partite sono tutte difficili, andremo a Nocera a giocare, sarà un'altra partita difficilissima con loro che arrivano a 6 vittorie di fila, che hanno una classifica importante, giocheremo in una bolgia con tantissimi spettatori, con una squadra
che ha tanta autostima in questo momento, d'altra parte noi la nostra autostima ce la stiamo costruendo con i fatti. E oggi c'è stata la dimostrazione che non siamo inferiori a nessuno e che possiamo giocarcela contro chiunque, però bisogna tenere sempre i piedi per terra, anche perché quello che stiamo facendo a livello di esordio di ragazzi non è semplice poi sposarlo ai risultati, ma siamo convinti di continuare su questa strada. 2008 un ragazzo che ha fatto 16 anni l'altro ieri. Fare una partita di questo spessore contro un avversario di questo tipo significa anche rischiare e accettare anche di poter sbagliare. Stesso discorso faremo a Nocera, magari con lui o con qualche altro ragazzo, però venderemo cara la pelle contro chiunque, questo è poco ma sicuro. Poi il discorso playoff, non playoff per noi è molto relativo, per noi quello che è fondamentale è la salvezza. Mi ha rubato la domanda sul prossimo avversario, allora l'ultima gliela faccio sulla una scelta iniziale, la scelta di tenere fuori Aloia, è una scelta tecnico-tattica o legata alle condizioni fisiche, eventualmente non al top del suo centravanti? No, una scelta tecnica, perché Ale ha giocato finora tutte le partite, però i nostri attaccanti non fanno gol da novembre. Giustamente, siccome in rosa ne abbiamo diversi, è giusto dare possibilità a tutti, anche perché si allenano tutti col massimo della professionalità e tutti hanno voglia di dare una mano al progetto. La cosa bella di questo gruppo è che comunque è un gruppo, oltre che essere molto sano, è un gruppo che rema tutto dalla stessa parte, perché oggi c'era in panchina Loia, ma c'era in panchina Ladu, c'era in panchina Naguel, c'era in panchina Nurchi, c'era in panchina Mattia Floris, c'era in tribuna Antonio Loi, c'era in tribuna Andrea Satta, c'era Zurbrigger in tribuna, mancavano Serra, Piras e compagnia cantante, tutti giocatori potenzialmente titolari, perché se ci avete seguito dall'inizio tutti i nomi che ti ho fatto sono giocatori che hanno fatto i titolari e farebbero i titolari probabilmente in qualsiasi altra squadra. Quello che rimane di fatto è che anche oggi abbiamo giocato con 10 ragazzi sardi dall'inizio, andate a cercarli nelle statistiche degli ultimi 20 anni in Serie D e mi dite dove li trovate. Al termine di Costa Orientale Sarda, Ostia Mare, in compagnia di Andrea De Montis, partiamo con la domanda facile. Stavi tirando in porta? No, stavo crossando, con tanta umiltà dico che stavo crossando, però è andata bene, quindi ogni tanto un po' di fortuna ci vuole. Ne parlavamo con il mister poc'anzi, una partita strana, di fatto avete subito 2 tiri in porta nel primo tempo, siete andati sotto, nel secondo subito il tuo gol, sembravate in controllo e per assurdo quasi avete rischiato di più nella ripresa che nel primo tempo. Ti chiedo se sei d'accordo. Sì, sono d'accordissimo, perché è una partita, come hai detto anche tu, un po' strana. Gli equilibri si sono spostati prima da una parte, poi dall'altra, è stato complicato romperli a favore di una o dell'altra formazione. Loro l'hanno preparata bene, come l'abbiamo preparata bene anche noi, ma quello che penso è che una squadra importante, come stiamo dimostrando di essere, quando non riesce a vincere una partita non deve perderla, e noi abbiamo portato comunque a casa un punto importante. Rimanete quinti in classifica, quindi in piena zona playoff, in piena corsa per i playoff. Nel prossimo turno un test decisamente difficile, complicato, ma probabilmente anche stimolante, quello con la Nocerina, che vi farà capire ancora di più cosa siete e quello che può essere il vostro ruolo nel finale di questo campionato. Certo, come diciamo sempre, dobbiamo giocare e lavorare per gli obiettivi. Il primo obiettivo è raggiungere i punti minimi per la salvezza. Quando raggiungiamo quell'obiettivo vediamo dove possiamo stare e dove possiamo arrivare. Quindi domenica cerchiamo di fare 3 punti, sarà una gara molto stimolante davanti a un gran pubblico e servirà anche a noi per capire bene chi siamo veramente. Quindi una volta raggiunta la quota salvezza smetterete di giocare a nascondino? Beh, sicuramente non stiamo giocando a nascondino, diciamo che il primo obiettivo è quello della salvezza. Appena raggiungiamo la salvezza, ovviamente cercheremo di vincere tutte le partite. Certo che l'aspirazione di un giocatore, di una società, di uno staff è quello di vincere tutte le partite dalla prima all'ultima e vincere i campionati, però noi lavoriamo sempre con tanta umiltà, raggiungiamo la salvezza e poi vediamo dove arriviamo.
Preparerà gustose pizze tradizionali. L'importante è non avere. Mauro Giorico al Termine di Cassino Latte Dolce 0-1. Una partita di sofferenza nonostante il vantaggio numerico. Che partita è stata e comunque una vittoria che è preziosissima per voi e la vostra classifica? No, per noi è fondamentale. Abbiamo preso 3 punti a Cassino, un campo difficilissimo contro una squadra che gioca bene, una squadra giovane, ma giocano veramente bene, per cui eravamo consapevoli di affrontare l'ultima squadra e abbiamo cercato di non farli giocare nella loro metà campo da subito, mettendo 3 punti sui loro 3 difensori centrali. Chiaro che poi l'espulsione ci ha sicuramente agevolato dopo 3-4 minuti.
è chiaro che dovevamo gestire meglio la palla. Non l'abbiamo fatto nel migliore dei modi perché potevamo sicuramente sviluppare meglio da dietro, però questa era la partita combattuta in mezzo al campo, dove era difficile trovare delle situazioni favorevoli, ma siamo stati molto attenti a non prenderla se non in qualche palla inattiva. Questo è l'idea di massima come è andata la partita. È chiaro che noi siamo stati avvantaggiati dalla loro situazione, però i miei ragazzi potevano fare qualcosa in più. Alla fine, se vai a valutare, prendi 3 punti qua a Cassino, devi essere non soddisfatto ma di più. Questo risultato, che probabilità di salvezza diretta da Latte Dolce? Ma noi non veniamo da un momento favorevolissimo, abbiamo diversi giocatori squalificati, ne avevamo 2, qualcuno è fortunato, per cui anche se abbiamo allargato un attimino 2, diciamo che c'è il nostro ragazzo Orlando che purtroppo l'abbiamo perso per un mese, forse anche di più. È chiaro che se ti mancano dei giocatori devi cercare di valutare anche tutti fuori quota, perché non abbiamo tutti fuori quota a disposizione. Per noi è ossigeno puro vincere con questa, perché è chiaro che fai una vittoria contro il Cassino, secondo in classifica, veniva da 14, se non erro 14 risultati utili consecutivi, e fai 3 punti, è chiaro che questo ti deve dare fiducia per affrontare tutte le altre gare nel miglior modo possibile, cercando di andare in qualsiasi campo e cercare di portare via qualche punto. Noi abbiamo necessità di arrivare il prima possibile alla quota salvezza, anche se non è facile perché tutte le altre squadre si sono rafforzate. Buon pomeriggio dallo stadio Pasquale Pinna di Budoni. Oggi siamo qui per raccontarvi il 23esimo turno del girone G di Serie D, in particolare la sfida tra Budoni e la Nocerina. Sulla sinistra per Pinna, che è rientrato dopo la squalifica. Guida subisce la pressione del numero 2, riconquista il pallone il Budoni, si fa vedere all'interno dell'area di rigore, attenzione, Fantoni ribatte il pallone, poi c'è Mazzei che non riesce a liberare, guadagna calcio d'angolo. Sono 2 uomini di sinistra e destra, parte il destro di Martinez, c'è la parata di Fantoni sul colpo di testa ravvicinato. La Nocerina questa volta non si è dimostrata molto attenta in difesa. Fallo laterale in favore della Nocerina, con le mani Caro Tenuto proverà a spedire il pallone all'interno dell'area di rigore. Lo ricordiamo, dotato di una lunga battuta, il campo è stretto, parte il lancio con le mani, attenzione Liurni, spara addosso al portiere clamorosamente da 0 metri. C'è un palo, parte Pinna, Cardella di testa, ancora la Nocerina con gol con Cardella sulla ribattuta, la Nocerina passa in vantaggio con Cardella al 28esimo e 40 secondi, è sempre lui il capocannoniere del girone. In avanti per Caro Tenuto che si gira, supera un avversario, si invola sulla destra, parte il cross basso, viene recuperato dalla difesa ma poi la Nocerina riconquistare il pallone all'interno dell'area di rigore, c'è Liurni sulla destra, prova il tiro, la parata, Guida prova a mettere il pallone in porta, sulla parata e spinta di Marano, era difficile da quella posizione. Lo schieramento della Nocerina, pallone per Cardella, riesce a servire Guida, c'è sulla sinistra, c'è Pinna, Guida lo serve, parte il tiro di Pinna, non inquadra la porta, peccato da ottima posizione. Imu riesce a conquistare il possesso del pallone, servire all'indietro, viene invitato a salire Mauriello sulla destra, attenzione, ha spazio Mauriello sulla destra, parte il cross di Mauriello, attenzione Imu, spara da buona posizione, altissimo, non è che scavalca Citarella, attenzione, Imu, ancora, ottimo il cross all'interno dell'area di rigore ma è fuori gioco.
potete gridare tutta la settimana, è fuori gioco, già segnalato sul primo tocco. Era per l'intervento di un avversario, lancio in avanti, pallone recuperato da Vecchione, in avanti per lo stesso Guida. Limite della rigore, parte il cross di Guida per Cardella che di testa, era in fuorigioco. Provare a mettere il pallone all'interno dell'area di rigore, non ricordiamo, è dotato di un lungo lancio, parte il lancio di Carotenuto, Citarella di testa, viene contratto da un difensore. Imu di testa sbaglia, approfitta la Nocerina, Citarella prova il tiro, parata di Marano, ancora Nocerina, ancora Marano, guadagna calcio d'angolo la Nocerina. Lancio in avanti per Quintero che colpisce il pallone di testa, interviene Pinna e poi c'è il calcio di rigore per una disattenzione di Pinna e vediamo giallo per il difensore rossonero che aveva toccato il pallone indietro di testa verso Fantoni, la sfera è rimasta là, Fantoni non si è mosso, Fantoni proverà a fermarlo, parte Martinez. Para Fantoni e fa su il pallone e rimedia, poi c'è un fallo sullo stesso Fantoni. Pinna sulla sinistra, tacco per Guida, Liurni entra all'interno dell'area di rigore, prova il tiro Liurni, para Marano, la palla resta là, il punto di battuta, va Macaro, già battuto, Spano, parte il cross di Spano. C'è il colpo di testa dell'Eitar. Ed è finita! La Nocerina vince una partita molto difficile qui in Sardegna. Non era semplice, successo di fila. Innanzitutto complimenti, avevate detto alla vigilia che avreste venduto cara la pelle, così è stato. Un secondo tempo sicuramente all'altezza dell'avversario, un peccato aver sprecato un tiro dagli 11 metri in maniera anche abbastanza banale a mio avviso. Ma le migliori giocate le abbiamo fatte il primo tempo, perché la differenza ovviamente è un organico importante come lo è la Nocerina, ti ritrovi a subire dei cambi come ha fatto la Nocerina, vedi, togli Liurni, entra Gaetani, gioca Guida, insomma giocatori in uno scacchiere offensivo molto importanti e noi alla distanza sono calati Idoiaga e Bammacaro, però l'organico è questo, noi siamo contenti. Il siparetto sul calcio di rigore si poteva assolutamente evitare perché il rigorista Basualdo doveva andare a calciare in maniera molto tranquilla e serena, ma ciò non toglie che si può sbagliare il calcio di rigore, non è quello il problema, è un gesto tecnico, uno lo prende come è, lo si accetta e l'importante è non commettere l'ennesimo errore su palla inattiva contro, abbiamo subito l'ennesimo gol. Evitabilissimo e ci dispiace perché è stata fatta una prestazione importante contro ovviamente una squadra, un organico di categoria superiore, insomma, ed è un peccato veramente uscire oggi dal campo senza portare il punto a casa che era strameritato, come del resto sono state tutte le partite che abbiamo perso, ahimè, e che non ci permette di vedere una classifica un po' diversa per i punti che abbiamo perso proprio per mancanza di episodi, di concentrazione in determinati episodi. È un peccato perché ci lascia l'amaro in bocca, però siamo contenti della prestazione della squadra, almeno noi come staff, anzi oggi, perché poi noi qua non facciamo, a differenza vostra, degli altri, una conferenza pre-gara, ma noi oggi avevamo praticamente tutto il centrocampo fuori. Ho dovuto mettere Barbosa in mezzo al campo, ha fatto una grande partita, e in più si è adattato Bammacaro gli ultimi 15 minuti per dare spazio a un over, proprio per dare un maggiore input offensivo per cercarla tutte, per portare a casa punti, però ripeto, insomma, è stata credo una prestazione importante, peccato non aver portato punti a casa. Infatti alla luce di questa prestazione, della voglia del suo organico, lei ritiene possibile uscire fuori da questa zona delicata della classifica? Ma guarda, io ripeto quello che ho detto quando sono venuto.
prendi Petrone e vuoi giocare a calcio, e quindi la squadra sta dimostrando questo. Poi l'organico che ho a disposizione ovviamente è limitato rispetto a un organico che può avere lo stesso Gladiator che andiamo a giocare domenica, perché se il Gladiator si permette di tenere in panchina Castaldo, sicuramente insomma, non è il Budoni che c'ha Castaldo in panchina. Quindi, però ripeto, al di là di quello che sono poi gli organici, il campo di gioco fa vedere determinate cose, e a noi quando ci affrontano sono tutti preoccupati perché c'è un motivo ben preciso, è una squadra che gioca, e nel momento in cui non concederà più l'episodio porterà punti a casa, e porterà punti per la salvezza, perché almeno noi dello staff, io principalmente, ci credo fino alla fine. Direttore, come già sapevamo, il Budoni ha venduto cara la pelle ed è stata anche, a mio avviso, sfortunata, non realizzando un calcio di rigore a suo favore nel secondo tempo. Sì, purtroppo il calcio è così, lo sappiamo, a volte soprattutto queste partite qua dove fai delle buone prestazioni e torni a casa con 0 punti, ti rimane l'amaro in bocca, però diciamo noi siamo una squadra che gioca sempre, prova sempre a giocare, quindi barricate non le abbiamo mai fatte, e anche nelle altre partite che non sono andate benissimo abbiamo sempre creato molto, una squadra propositiva che prova sempre a fare del suo meglio, e quindi potevamo portare a casa qualcosina in più, perché comunque abbiamo avuto un rigore netto, e forse non mi piace parlare degli arbitri perché poi è antipatico, però mi parlano di una regola diversa. Secondo me quella era un'espulsione nitida, perché il giocatore va con l'intenzione di non far calciare il giocatore davanti alla porta, quindi... Lei stava, chiedo scusa, sì. Lei stava in campo, quindi sì, aveva visto sicuramente meglio di me, ma il calciatore del Budoni l'ha toccato il pallone prima di essere atterrato? Guarda, io questo non l'ho visto, ho visto soltanto che il calciatore da Nocerina, che stava tentando di rientrare in gioco per prendere la palla, l'ha atterrato. Poi qualche minuto prima c'è stata un'altra azione che penso voi avete visto, nitida, con mi sembra al centro dell'area di rigore, su un cross il calciatore della Nocerina ha bloccato la palla sulle mani e l'arbitro non ha ritenuto opportuno dare il rigore. Non vorrei magari dire cose non giuste, però io sono stato dall'altra parte quando ero il direttore della Cavese e quando poi ho giocato nella Nocerina. Diciamo, quando ci sono le grandi squadre contro, fra virgolette, le piccole, gli arbitri tendono un pochino a tutelare la grande squadra che si presenta qua con tanti spettatori, però ci sono le immagini, io penso che ci sono gli organi competenti che possono dare un'occhiata, e lo stop in aria col braccio era nitido 5 minuti prima, l'hanno visto tutti, e lui era lì a pochi metri. Il rigore, mi viene detto che la regola è cambiata, non c'è più in quel modo l'espulsione diretta. Diciamo che una partita è stata un pochino, fra virgolette, indirizzata. Faccio sempre i complimenti agli arbitri perché poi fanno i chilometri anche loro, però purtroppo noi siamo una società che si deve salvare e ci cambia se magari un'espulsione del genere, un rigore dato prima viene dato, però il calcio è così e ne prendiamo atto e lavoreremo per la trasferta di Gladiator. Dal mio punto di vista, non per fare una polemica, assolutamente, anche perché né io né lei possiamo decidere da fuori il terreno di gioco. Finita la partita, quindi... non c'era il controllo del pallone da parte dell'attaccante, ha subito il fallo da calcio di rigore, però non avendo la possibilità di... non ha toccato il pallone perché stava segnando. No, ma l'arbitro non mi ha parlato di toccare o meno il pallone, ma mi ha parlato di intervento alto, basso. Vabbè. Io so regole loro e non voglio metterci in bocca, però dispiace. Comunque faccio i complimenti comunque a questi tifosi che sono venuti fino a qua e si sono sobbarcati tanti chilometri al giorno d'oggi, non è facile. E quindi c'è questa amara in bocca, noi andiamo avanti così. Una domanda che è più una curiosità, sì. A bordo campo c'era un po' di tensione, è perché a Budoni non si passeggia solitamente o perché c'era anche una voglia di rivalsa da ex ovviamente? No, noi la viviamo la partita naturalmente, tu lo sai meglio di me, quando magari sei più tranquillo è un discorso. Quando sei lì sotto è diverso, c'è più tensione, poi alla fine è finita, come è giusto che sia, quando l'arbitro fischia finisce tutto, alla fine è giusto così. Quindi a Budoni cerchiamo sempre di fare
del nostro meglio e di impegnarci. Quindi. Personalmente credo che se il Buttoni continua con questa intensità, con questa voglia, non sarà una vittima sacrificale di questo campionato. No, quello no. Deve crederci. Quello no, ci crediamo, cerchiamo sempre di fare il massimo e cerchiamo sempre di fare la nostra partita. E come ti dicevo, c'è rammarico perché non è la prima partita che purtroppo dove non portiamo a casa punti, però l'ho detto anche ai ragazzi, noi dobbiamo soltanto continuare con questa intensità e questa voglia.